Questa seconda parte, chiamata tavola rotonda, noi vorremmo che diverse persone, che hanno fatto anche esperienze diverse nella loro vita, rispetto un po' a questa provocazione, portino un loro punto di vista, che può essere dialettico, nel senso che può anche non essere d'accordo, no? O di approfondimento, nel senso che rispetto a questo si coglie la positività e si ritiene di approfondire un aspetto o due aspetti. Quindi questa seconda parte di tavola rotonda, le persone che abbiamo invitato, come dire, le abbiamo invitate appunto o a dialettizzare o ad approfondire. Ovviamente nei pochi minuti che ci sono concessi, molti quando dicono questi pochi minuti, faccio sempre l'esempio dell'Europa, sono in Europa, normalmente il parlamentare parla 2 minuti, il relatore ne parla 5 per presentare, diciamo che assommiamo i 2 più 5, insomma invito le persone a fare un intervento di 8 minuti, 8-10 minuti, si possono dire tante cose. E comincerei con la Maria Gumierato, che è già stata sindaco di Castelfranco Veneto e cofondatrice dell'azienda di famiglia. È un bel compito che mi dà il Spraghetto, anche come apertura. Allora, ma io sinceramente partirei dall'esperienza di cofondatrice di un'impresa, per poi dire magari anche un sindaco in qualche modo è un imprenditore o deve esprimersi come tale quando si ritrova a dover fare scelte e ad assumersi responsabilità. Allora è vero, il nostro Veneto, io ricordo quando veniva raccontato come la Los Angeles del Nord-Est. Veniva raccontato come una grande area metropolitana che aveva delle grandissime chance perché poteva essere effettivamente la porta del nostro paese, dell'Italia, verso l'est, verso le opportunità che cominciavano ad aprirsi, in particolare anni 90, primi anni 2000. Io insieme, diciamo mio marito insieme a me, abbiamo fondato un'azienda che doveva essere all'inizio uno studio di progettazione di macchine, perché mio marito si era appassionato alla profilatura, si era laureato in ingegneria con una tesi proprio sulla profilatura della lamiera partendo dai nastri, aveva lavorato in secco, ma aveva una formazione di disegnatore, progettista meccanico, partendo dall'Ipsia. Lui aveva fatto l'Ipsia, cioè l'Istituto Professionale per l'Industria dell'Artigianato a Castelfranco, poi aveva deciso per conto suo di studiare, di prendersi il diploma di perito e lavorando sempre in un'azienda metalmeccanica. Quelle aziende che cominciavano a radicarsi fra gli anni 60 e gli anni 70 nel nostro Veneto. Si è formato all'interno di quell'azienda, i suoi capi lo hanno stimolato e noi eravamo morosi e gli dicevano: ma perché non ti iscrivi all'università, fai ingegneria? E lui si è iscritto e lavorando e studiando. E il titolare della MAC, di questa azienda metalmeccanica, gli ha dato la possibilità di lavorare a metà tempo, part time, quindi frequentare e poi lavorare. Lavorando, studiando ha sbiennato, poi ci siamo sposati, poi io facevo la maestra, io ero già di ruolo, appena diplomata praticamente. Avevo 22 anni, ci siamo sposati. L'azienda in cui lavorava mio marito, perché aveva cominciato a lavorare a tempo pieno, ha cominciato ad avere dei problemi e quando le aziende avevano dei problemi c'erano dei percorsi, cassa integrazione speciale, diciamo che eravamo metà anni 70 e lui
ha detto vabbè, allora potrei con la cassa integrazione avere una base. Io ho detto io il mio lavoro sicuro ce l'ho, tu finisci l'università e poi ricominci la tua carriera. Lo dico lo racconto perché erano quegli anni, io direi, entusiasmanti da un certo punto di vista, in cui succedeva di tutto, ma si poteva anche sperare tutto, e è andata così. Allora lui in 2 anni poi ha fatto tutti gli esami del triennio, si è laureato, ha fatto la tesi, si è laureato, perché nell'ultimo anno aveva anche cominciato a lavorare in secco e si era innamorato della profilatura. Dopo 5 anni di lavoro in secco in ufficio ricerca e sviluppo, dice adesso mi metto per conto mio, sento che potrei mettermi per conto mio a fare progetti, e parte con questo ufficio di progettazione. Noi siamo tranquilli perché un lavoro sicuro c'è in famiglia, per cui anche se non arriva lo stipendio tutti i mesi, uno stipendio sicuro c'è, e avevamo già un bambino. Poi arriva la seconda, i primi anni sono duri, però c'è la consapevolezza che ci sono delle opportunità, che il mondo ti offre delle opportunità, che cominci a conoscere, ad avere relazioni con aziende, cominci a frequentare le fiere, e da questa struttura nasce anche la visione di quello che può essere un lavoro, un prodotto che può incontrare, che ha degli aspetti innovativi. E da una piccola realtà che nasce così sull'entusiasmo e sulla passione, cresciamo e adesso abbiamo un'azienda internazionalizzata, quella famosa multinazionale. Ma perché è potuto succedere tutto questo? Allora, noi adesso siamo una bella realtà, siamo più di 180 persone, tanti giovani, noi diciamo fondatori cominciamo a vedere i primi assunti che vanno in pensione, però ora diciamo è uno sguardo più esterno. Quello che stiamo vedendo però è che col passaggio generazionale, coi figli che si sono appassionati appunto al lavoro dei genitori, e con la possibilità che ha una realtà come il Veneto di offrire un tessuto di competenze e di capacità e di molteplicità di servizi e di prodotti, un posto migliore del Veneto noi non lo vediamo e non lo abbiamo visto andando anche all'estero e frequentando. I nostri impianti sono macchine per la lavorazione della lamiera, profilatrici, punzonatrici. Allora, i nostri impianti sono in 80 paesi del mondo. Non è semplice gestire un mercato così articolato, però deve essere articolato, perché con quello che è successo in questi ultimi anni, se sei chiuso con mercati ristretti non hai futuro, La guerra dell'Ucraina è stato un brutto colpo dopo gli anni del Covid, perché proviamo a immaginarci anche. Non è bastata la guerra in Ucraina, che ha chiuso mercati come quello russo, che era un bel mercato, come quello ucraino stesso, la Bielorussia, la Polonia, erano mercati importanti che in qualche modo
cioè che si sono o chiusi o hanno rallentato, la Germania è andata in crisi di conseguenza, e allora ti impegni e vai su altri territori, ma anche la conoscenza di questi altri territori ti dà la consapevolezza che effettivamente il tesoro che hai a Castelfranco Veneto, nella provincia di Treviso, in provincia di Padova, la filiera su cui puoi contare ti dà la possibilità di rispondere a livello internazionale in India, in Nuova Zelanda, in Australia, in Taiwan. Adesso la Cina è un mercato in questo momento complicato, si è fermata, diciamo. Dopo loro sono anche bravi, perché sono bravi anche a copiare, e sono diventati molto bravi a copiare macchinari anche complessi, e cioè li fanno bene, perché nostro figlio è andato e ha detto guarda, ce li copiano e li fanno bene, sono diventati bravi. C'è Taiwan, che è un mercato invece ancora più aperto, è diversa Taiwan, ha un altro approccio e ha anche un'altra dinamicità, però le risorse umane e tecnologiche di servizi che noi troviamo in Veneto in altri paesi non ci sono. Quindi la nostra terra è una terra ricca, bella, mi sono dilungata troppo, vero? E sono giusta, è una terra ricca di risorse e di opportunità, però abbiamo anche bisogno della politica, perché se la politica non guarda al suo territorio con quella visione che c'era negli anni 90, un Veneto, no? Porta del nord-est, un Veneto che doveva trovare nelle connessioni rapide e frequenti e cadenzate come la metropolitana di superficie la possibilità di unire i territori e di creare effettivamente un tessuto di grande città metropolitana. Se non c'è questa visione, perché dal 2010-2012 si è fermato tutto, cioè il Veneto ha tirato il freno a mano, a mio avviso, e i grandi progetti, diciamo, non hanno più avuto quel respiro che avevano cominciato ad avere. La dinamicità di quegli anni si sentiva e si viveva. Fare sistema fra le loro due aree metropolitane, perché? Perché hanno visto il potenziale che può avere di attrattività un'area metropolitana più coesa e più messa a sistema verso i giovani, verso investimenti che vengono da fuori, e ci stanno lavorando. E Paolo Costa ha detto, cari sindaci del Veneto, no? Padova, Venezia, Bologna, proviamo a rifare. Io mi ricordo Giustina Destro, Giancarlo Gentilini e Massimo Cacciari c'era a Venezia, cioè l'avevano presa veramente con entusiasmo questa opportunità, no? Forse magari potrebbero rimettersi al lavoro anche lo so, Brugnaro, Conte, Giordani e chi poi ci sarà, e crederci, perché la politica effettivamente può fare a livello locale, se hai forza, se hai energia, se collabori, se crei relazioni con i colleghi. Io posso dire, qua c'è Floriano Zambon, siamo stati sindaci abbastanza a lungo insieme, contemporaneamente. Sappiamo cosa vuol dire collaborare e sappiamo anche quanto in quegli anni, nei primi anni 2000, c'era stata la possibilità, il fermento
le nostre piccole città erano in testa al top in Italia per qualità della vita, le nostre piccole città, erano piccole realtà, ma lo erano perché? Perché la collaborazione, la coesione, la capacità di dialogo c'era e la portavamo avanti. Capacità di dialogo sul territorio, ma anche chi è sovraordinato, gli enti sovraordinati, e anche di loro abbiamo bisogno, perché senza la visione, chiudendoci nel recinto del nostro orto e tirando il freno a mano, facciamo poca strada. Chiedo scusa, è stata troppo lunga.